Espulsioni e sostituzioni. La Lega, dopo la riunione del comitato di disciplina, sembra ancora essere attraversata da fermenti e mal di pancia. 10 le espulsioni in Veneto dopo le contestazioni di Pontida, ma ciò che nella Marca sta suscitando non poche perplessità è l'indiscrezione sulla sostituzione alla vice segreteria federale del trevigiano Federico Caner. Al suo posto dovrebbe entrare, forse già lunedì prossimo, il segretario della Liga Flavio Tosi, una promozione, quella del sindaco di Verona, che sempre secondo indiscrezioni sussurrate da via Bellerio gli aprirebbe la porta della segreteria del partito, o perlomeno lo metterebbe in pole position a fianco di Matteo Salvini per la poltrona di Maroni. Bocche cucite per la maggior parte degli esponenti del Carroccio. Non perde invece l'occasione il governatore Luca Zaia, che lancia una stoccata a Tosi. A me l'hanno proposto un sacco di volte, l'avete ricordato in più occasioni anche voi. Io non avrei tempo per occuparmi di una carica così importante. Se si è deciso ne prendo atto, il segretario federale può scegliersi i vice segretari se li ha scelti. E così Zaia si toglie anche un sassolino dalla scarpa, l'ennesimo, nella querelle che tra stilettate e riappacificazioni, reali o presunte, da anni lo mette in competizione con Flavio Tosi. Se uno amministra pensando al suo futuro politico o altre robe del genere, rischia di amministrare male e di approfittare solo degli spazi che l'amministrazione gli dà per darsi visibilità, ma i cittadini da me vogliono essere curati, vogliono avere posti di lavoro, la cassa integrazione, a me sembrano cose molto più nobili.